Villa Valmarana ai Nani è una villa veneta del 1600 che si trova sui Colli Iberici alle porte di Vicenza. Questa villa è resa celebre dai meravigliosi affreschi di Giambattista Tiepolo e del figlio Gian Domenico, che ripercorrono temi classici e mitologici, con scene dell'Orlando Furioso, dell'Iliade e dell'Eneide. Ad accogliere il visitatore, allineate sul muro di cinta, si trovano 17 sculture in pietra rappresentanti dei nani. Leggenda vuole che la figlia del signore della villa fosse affetta da nanismo e che i custodi e servitori dell'edificio fossero scelti esclusivamente fra i nani perché la ragazza non si rendesse conto del proprio difetto fisico. Quando però passò davanti alla villa un principe, la ragazza si rese conto del suo stato e, disperata, si tolse la vita gettandosi dalla torre, motivo per cui i nani rimasero pietrificati dal dolore. Ancora oggi i fedeli servitori pietrificati sorveglierebbero il sonno della figlia del proprietario della villa, in memoria della dolce fanciulla dal cuore spezzato.